Buongiorno a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora stamattina vorrei condividere una modestissima sensazione con tutti gli amici, anche gli amici diciamo in senso politico, culturale, della comunità di Forza Italia. La mia impressione è la seguente: non troverei diciamo una mossa intelligentissima che proprio in questo momento, dove chiaramente nel paese non c'è alternativa di governo credibile, chiaramente il centrodestra con tutti i suoi limiti intercetta le ragioni della maggioranza silenziosa degli italiani, ecco, proprio in questo momento non troverei un capolavoro di strategia politica trasformarsi in una succursale del PD. L'ho detta male, l'ho detta come la diciamo noi bavosi, sovranisti, reazionari di Radio Libertà, ma riferendomi a però un dato di cronaca recente, no? Il congresso dei giovani di Forza Italia, che giustamente ha sollevato i grandi entusiasmi del mainstream e dei giornaloni. In questi 2 giorni ce l'hanno raccontato come un evento politico clamoroso, e ne siamo felici. Qual è il punto? Ecco che diciamo non ci sembra che una modestissima sensazione, il pantheon del centrodestra preveda ai primissimi posti Federico, Leonardo, Lucia in arte Fedez, e ai primissimi punti programmatici un approccio inclusivo o inclusivista. Allora, attenzione, siamo felicissimi che Fedez sia andato al congresso di Forza Italia, anche del fatto che con un misto di onestà intellettuale e furbizia si sia accorto al 92esimo, e gli diamo il benvenuto, che a sinistra c'è un problema di free speech. Ebbene sì, che oggi il principale luogo politico in cui è minacciata e spesso negata la libertà d'espressione è il mainstream progressista. Lo hanno capito tanti qualche anno prima, Elon Musk per dire il primo passante, ma siamo felicissimi che l'abbia capito anche Fedez, e tra l'altro il dialogo anche tra diversi è strumento essenziale di ogni buona politica, quindi tutto questo lo mettiamo a referto. Ci paiono appunto eccessivi o forse strumentali alcuni entusiasmi appunto del mainstream che ormai annoverano Fedez tra i padri nobili di Forza Italia. Mettiamo solo in fila qualche elemento. Anni fa, era una quindicina d'anni fa, nel frattempo Fedez ha avuto una indubbia maturazione intellettuale, però tra le altre cose è autore dei seguenti versi: stupro la Moratti e mentre mi fa un bocchino le taglio la gola con il taglierino. Vette di stilnovismo diciamo poetico. Letizia Moratti tra l'altro per quella comunità in particolare rappresenta qualcosina, insomma non ci sembra un elemento del tutto irrilevante, che Fedez abbia sostenuto negli anni l'ideologia LGBT, ma nella sua versione appunto più ideologica, scusate il bisticcio di parole, esempio clamoroso: Fedez è stato il principale testimonial del famigerato DDL Zan, uno dei progetti politico-ideologici veramente più liberticidi degli ultimi anni, che se fosse entrato in vigore avrebbe sostanzialmente determinato la possibilità in una democrazia occidentale del carcere per un'opinione, ecco, per capirci. Ovviamente ha sempre decantato le magnifiche sorti e progressive dell'immigrazione, dell'immigrazionismo di massa. E qui veniamo all'altro termine utilizzato da Simone Leoni, il neo segretario di Giovani di Forza Italia: approccio inclusivo, diciamo sbandierato contro il generale Vannacci. Ecco, non ci sembra proprio una parola d'ordine, ma di un centrodestra conservatore liberale, non è che pensiamo a una birreria di Monaco degli anni 30. Inclusivo è un aggettivo che non sarebbe piaciuto a Oriana Fallaci, che non piace oggi a Michel Houellebecq, cioè a fior di intellettuali anti-mainstream, perché inclusivo senza nessuna specifica è un aggettivo che oggi indica una miopia di fronte alle urgenze della contemporaneità, al fatto che la nostra civiltà è minacciata da civiltà palesemente ostili, come quella islamica nella variante integralista e fondamentalista niente affatto secondaria, è minacciato da un'immigrazione di massa che rischia oggettivamente di edulcorare il senso della nostra comunità e del nostro stare insieme. Le civiltà non sempre si includono, ma basta leggere Samuel
l'Huntington nello scontro di civiltà, anzi secondo Huntington sono destinate proprio intrinsecamente a collidere, perché non è affatto detto che tra le altre cose i valori basilari di una civiltà, penso alla nostra, che so, inezie come la pari dignità tra uomo e donna, la libertà individuale, la separazione tra peccato e reato, tutte queste quisquiglie rispetto ai versi ricordati di Fedez di qui sopra, non è detto siano condivise da tutte le civiltà, non è detto che sia intelligente essere inclusivi con tutte le civiltà. Quindi felicissimi che anche oggi ovviamente questo segretario dei giovani di Forza Italia ha già tutti i ritratti sui giornaloni, è un misto tra De Gaulle e Adenauer e ne siamo sicuri, sicuramente è un ragazzo intelligente. Ci permettiamo di dire che il centrodestra non deve avere tra i suoi riferimenti principali Fedez e tra le sue parole d'ordine principali l'inclusione. Ce lo consentite ancora questo? Anche se non ce lo consentite, lo diciamo lo stesso. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18. Tra un manifesto